A cittadina i primi 3 anni non ero mica, sì, sono nato al paese qui, ma babbo era roganiere in Francia, siamo partiti e siamo voltati poco presso 3 anni. Ho vissuto l'occupazione italiana qui. E non ce ne siamo mica, almeno noi, non ce ne siamo mica troppo visti. C'erano gli italiani, in faccia, stagliano in faccia molto di tutto. Ma era bene. Io mi vengo citato, andai a giocare con gli italiani, giocai e voli. Ai fabbricati e voli e giocai così. Come erano italiani, io cercavo sempre di essere un poco più favela con noi. Io che uno mi dice sei furbo tu, sei furbo. Dunque, ero sempre, ma fermi bene, veramente. La gioventù più che felice. Io ricordo formidevoli, non posso mica uguale perché tutta la mia gioventù. 16 anni. 16 anni eravamo giovani qui e ci ritrovavamo a sera, dopo in cui maschi e femmine ci ritrovavamo un po' alla scosa di case, un po' fuori dal paese, a poter discutere, a parlare. Ma eravamo veramente bei e onesti, tutto si vede onestamente. No, ci ha cambiato, i tempi cambiano, non posso riretto una giumica. Posso pensare che ci sono negozi un poco più di solidarietà tra gli enti, un poco più, quando c'era un problema, tutto venivano, il quartiere era subito qui, stava un poco meno, ci ha chiamato, allora che prima venivano automaticamente, era normale. Può darsi, realtà sa fare, ma poi il resto no. Ci sarà buono, c'è buono. Spero che sarà migliorato tutto il buono e che il peggio sarà un po' smenticato, lasciato da parte. Ma poi il resto no, non fai come che la vena o è come. Penso un po' ai giovani rivarini, può darsi. Ascoltare un poco più ciò che dici i vecchi. Mica fa ciò che ti faccio i vecchi, ma ascoltare. Io continuati. Sono stato un insegnamento, io ero a mezzo, sempre in Cunedi, ero consigliere principale dell'erogazione a un certo momento, ero veramente bene a mezzo ai giovani e so bene, cioè pigliarli come dico, cercare di ridrezzare un po' ogni tanto quando si può, ma lasciarli andare, lasciarli via, come dico.